Buonasera e ben ritrovati, sesta puntata della città che vorrei per questa stagione 2019-2020. Anche questa sera con i nostri ospiti parleremo dei temi della città e vi presento subito gli ospiti di questa sera. Buonasera all'assessore ai lavori pubblici, ambiente e tantissime altre cose Bruno Fasan. Buonasera, grazie dell'invito. E alla mia sinistra buonasera al consigliere del Partito Democratico Roberto Tonon. Buonasera a tutti. E alla consigliera di Rinascita Civica Mirella Bagliana. Buonasera. Allora, partiamo da Roberto Tonon. Chi ci segue avrà già notato che due dei nostri ospiti li avete già conosciuti in passate puntate, cioè l'assessore Fasan e la consigliera Bagliana, mentre da post elezioni per il consigliere Roberto Tonon, che lo ricordiamo è stato anche il sindaco di Vittorio Veneto dal 2014 al 2019, questa è la prima partecipazione negli nostri studi post elezioni comunali. Ecco, quindi a lei riserviamo la prima domanda. Ecco, dopo 5 anni, come ho appena detto, da sindaco di Vittorio Veneto, ora lei si trova a ricoprire le vesti di consigliere di opposizione, quindi il suo impegno per la città di Vittorio Veneto continua. Con quale spirito sta affrontando questa nuova opportunità che le è stata data? Con lo stesso con cui ho fatto i 5 anni da sindaco, che è il medesimo che ho messo in tutti gli anni che ho fatto, tanti assieme anche all'attuale assessore Fasan come consigliere sia di minoranza che di maggioranza. Lo spirito è lo spirito di servizio per la città. Ritengo che essere chiamati a svolgere un ruolo di consigliere comunale, assessore o sindaco sia indubbiamente un privilegio, e come tale deve essere vissuto quindi in pieno servizio ai propri concittadini e al proprio territorio. Quindi insomma un bagaglio che rimane indelebile nella sua vita? Indubbiamente sì. Consigliera Bagliana, l'abbiamo già avuta ospite negli nostri studi sul finire del 2019. Ecco, quali sono stati i riscontri che ha avuto dopo questo suo debutto, diciamolo così, negli studi della Tenda TV? Allora, intanto mi scuso con i telespettatori per la voce, ma sono abbastanza raffreddata e diciamo che dopo l'ultima volta che sono venuta qua da voi le problematiche anche della città di Vittorio Veneto sono in qualche modo arrivate un po' al pettine e si sta anche voglio dire, iniziando a dibattere di questioni molto importanti per il comune di Vittorio Veneto. La Tenda TV ci aiuta tantissimo perché ho avuto molti apprezzamenti per gli interventi, ma anche per la trasmissione, e quindi diciamo che è un veicolo molto interessante che arriva nelle case della città e secondo me è uno strumento essenziale per la partecipazione dei cittadini e quindi di riuscire un po' a divulgare le notizie e le problematiche di Vittorio e anche a discuterne qua con tutti i consiglieri presenti. Ecco. E l'assessore Fasan invece ha messo piede, diciamo negli ultimi anni, svariate volte qui negli studi della città che vorrei. E dobbiamo dire che in questi mesi, quando abbiamo lanciato l'iniziativa Dillo tu alla Tenda TV, che dopo ve la ricorderò, ci sono arrivate numerose domande e segnalazioni da parte dei cittadini che vertevano soprattutto sui temi dei lavori pubblici. C'era chi ci segnalava il buco nella strada, chi un problema dell'illuminazione. Ecco, quindi essere assessore ai lavori pubblici è una cosa impegnativa? Beh, sicuramente sì, perché bisogna sicuramente dare risposte alla gente che esige risposte ai problemi della città. Dopo 5 anni di minoranza e 5 anni di assessore sapevo cosa mi aspettava e ho accettato ben volentieri anche l'invito del sindaco Miato di ripetere questa esperienza, perdonatemi la sovrapposizione di parole, grazie anche alla mia esperienza, perché 20 anni non sono pochi, anzi faccio i complimenti al consigliere Tonon perché ne ha fatti 25. No, 30 quest'anno. 30. Sicuramente batterà tutti i record mondiali se continua così, perché è ancora giovane, ancora voglia, si impegna, bene, e gli faccio i miei complimenti.
Comunque fare l'amministratore non è facile, soprattutto in questi ultimi tempi quando vengono meno le risorse e i problemi a città ci sono tutti, cercherò di fare del mio modo migliore. Bene, quindi mi pare di aver capito, consigliere Tonon, che lei ha un record quanto a longevità come consigliere. Sì. Beh, 30 anni, penso che non ci siano uguali. Sì, ho cominciato nel 90, no, c'è qualcuno che ne ha fatti di più, ma non intendo battere il record di nessuno. Allora, prima di entrare nel vivo della chiacchierata, vi ricordo l'iniziativa Dillo tu alla Tenda TV, cioè ci potete segnalare fatti, problemi, domande che poi noi porremo all'attenzione di chi avremo qui ospite nei nostri studi, come segnalandolocelo via email a info@latendatv.it oppure via WhatsApp al numero 348 21 11373 o ancora tramite la pagina Facebook La Tenda TV e se potete corredateci la vostra segnalazione sempre di un'immagine o di un piccolo video. Entriamo ora quindi nel vivo della chiacchierata e partiamo da un tema di attualità di queste ultime settimane, cioè il futuro dell'area ex Carnielli. Poche settimane fa Ali, che è la società che ha acquistato l'immobile un tempo della fallita Cerfim, ha quindi acquisito l'area ex Carnielli. Poche settimane fa ha incontrato in municipio l'amministrazione comunale per presentare quello che è definito il master plan e state vedendo le immagini, cioè una idea di quello che sarà il loro progetto per la città. Hanno parlato di una svolta green, una svolta verde, non a caso abbiamo intitolato così la nostra puntata di questa sera, per l'area che ricordiamo si trova a 2 passi dal centro città. Un'area nella quale Ali ha intenzione di realizzare un proprio supermercato in una volumetria nuova che sorgerà dietro ai condomini che ora si affacciano su via Dante e poi di recuperare quelli che sono gli edifici di archeologia industriale, cioè quelli storici dell'ex Carnielli che si affacciano sul fiume Meschio. E poi ha anche annunciato di voler realizzare, lo vedete al centro, una piazza, uno spazio verde di ritrovo per i cittadini. Queste le idee dal punto di vista urbanistico, ma prima di poter procedere con la riqualificazione dell'area c'è un nodo molto importante da sciogliere, che è quello della bonifica. L'area infatti presenta un inquinamento da cromo esavalente nel terreno, che è un ricordo, diciamo così, della lavorazione della fabbrica delle biciclette, e poi un inquinamento da amianto presente nella copertura in Eternit di molte di queste strutture oggi presenti e in parte anche in stato di degrado. Partiamo dall'assessore Fasan, che è anche l'assessore all'ambiente. Ecco, il tema dell'inquinamento è un tema che preoccupa parecchio i vittoriesi, ha animato negli ultimi anni molto il dibattito, fintanto che l'immobile non è stato acquistato. Avete avuto rassicurazioni in merito da Ali, quindi dal proprietario, e vi sono state fornite anche tempistiche e modalità su come questa bonifica potrà essere eseguita nell'area? Lei dice bene, io seguo solamente la bonifica, non seguo urbanistica, perché questo è di competenza del sindaco e dell'assessore Antiga, che sì. La tempistica, sì, verrà calato un nuovo progetto di ripristino ambientale, cancellato il vecchio progetto con 2 pompe che abbassavano il livello. Questo per il cromo? Per il cromo, sì. Beh, per l'Eternit sì, sì. Non ci sono problemi, quelli viene impacchettato e portato via da subito. Anzi, posso dire da subito che il 19 di febbraio ci sarà una riunione in provincia in cui il Comune di Vittorio Veneto lì e la provincia si confronteranno sui temi della bonifica. Quindi l'Eternit abbiamo, insomma, la metodologia pare ormai chiara, impacchettato e via, portato come via diceva. Immanentemente, la prima cosa che si fa. Il cromo, che è invece sottoterra, c'è qualche informazione su come intendono procedere?
Ne so ben poco perché ancora siamo il progetto è embrionale, però in 20 anni, quando è stato fatto il primo progetto di bonifica, sono cambiati anche il modo di fare bonifiche. Si dice, ma dico sempre, si dice perché non ho visto niente di scritto finora, che ci sia la volontà di calare un nuovo progetto di fare delle iniezioni puntuali, ma posso essere smentito in qualsiasi momento perché non ho visto niente di scritto, perché si cerca di iniettare delle sostanze che vanno a colpire il cromo e lo trasformano in qualcosa che non è più pericoloso. Però non sono un chimico, non sono sicuramente un esperto in queste cose, vediamo un progetto quando arriva e comunque c'è sempre la provincia con i loro esperti che valuterà la bontà del progetto. Perché ricordiamo la provincia è l'ente competente in materia ambientale, sì, quindi è sovraordinato rispetto al comune. Quindi dopo il 19, diceva, di febbraio, il 19 si sapranno... Sarò anch'io in provincia per vedere. Veniamo al consigliere Tonon. Lei da sindaco negli ultimi 5 anni ha seguito in prima persona e con attenzione la vicenda dell'ex Carnielli fino alla modifica dell'accordo pubblico-privato che ha permesso poi di riuscire, anche grazie a un ribasso d'asta, di vendere questa area, questo bubbone, come dicono tanti, in centro città, quindi grazie anche a quell'accordo da lei voluto e portato avanti dalla maggioranza di allora, si è riusciti a piazzare sul mercato l'ex Carnielli. Ora le chiedo come valuta il progetto che ha presentato Ali. Il progetto, quello che ho visto è quello che voi giornalisti avete pubblicato sulla stampa, che è quello che si è appena visto, per cui nel dettaglio ovviamente presumo che poi sarà sviluppato. Vedo che per buona parte in qualche modo ripercorre la strada che noi avevamo proposto quando, abbassando drasticamente la cubatura globale di tutto il comparto, ricordo che era stata decisamente decimata, letteralmente decimata, la parte relativa all'edificazione residenziale, mentre è rimasta di fatto quasi intatta quella commerciale. Abbiamo portato in Consiglio Comunale la proposta per poter dare una svolta a quest'area che da troppi decenni era ferma. Ricordo che la maggioranza, come ben ha sottolineato lei, portò avanti con decisione e convinzione questo progetto, avversato invece dalla allora minoranza, oggi maggioranza e amministrazione, che votò contro questo progetto. Come dire che se non fosse stato per l'allora maggioranza, oggi Ali non avrebbe presentato nessun piano di recupero. In testa, diciamo, alla delibera, lo ricorda sicuramente anche l'amico Bruno Fasan, c'era la bonifica, rispettando, anche perché non avremmo potuto fare altro, ovviamente d'accordo con il curatore fallimentare che anche in quel caso collaborò ampiamente con l'amministrazione comunale. Prima la bonifica da amianto e poi la bonifica, o meglio contestualmente a seconda delle fasi del lavoro, la bonifica da cromo esavalente. E quindi ora, insomma, visto questo progetto, sebbene le informazioni siano scarse, è fiducioso che quest'area possa avere un futuro? Fiducioso e felice, perché sono convinto che lo avrà. Consigliera Bagliana, lei è assessore... Volevo aggiungere un'informazione in più. Abbiamo chiesto a lì di stringere ancora di più la cubatura commerciale e sembrerebbe che ne utilizzasse solo la metà di quello che era stata concessa, visto che loro hanno bisogno di una media struttura e quant'altro. Bene per Vittorio Veneto e anche per gli altri commercianti di Vittorio. Quindi si vedrà nei prossimi mesi e anni che cosa succederà, perché i tempi mi pare che, insomma... Però siamo ancora molto all'inizio. Certo. Consigliera Bagliana, lei fa parte anche della commissione consigliare ex Carnielli, deputata, insomma, ad affrontare questo problema, sebbene sia di natura privata, ma ha delle ricadute nell'ambito pubblico.
E lei e il suo gruppo avete chiesto la convocazione urgente di questa commissione. C'è stata una risposta da parte dell'amministrazione comunale e anche lei come valuta quanto proposto da lì? Sì, allora innanzitutto mi viene da dire che la progettualità, l'acquisizione da parte dell'area è una cosa importante, nel senso che finalmente quell'area avrà un futuro e dopo tanti anni, come diceva prima il consigliere Tonon, di difficoltà. E il punto è adesso partire e fare un buon lavoro, in collaborazione naturalmente con i privati. Il problema della commissione è importantissimo e più volte abbiamo chiesto la convocazione, però attualmente fino ad ora non è mai stata convocata e proprio qua c'è un punto centrale della vita poi dei consiglieri comunali, nel senso che stiamo vedendo che i consiglieri tra virgolette di minoranza, ma anche la stessa maggioranza, perché in commissione ci sono anche membri di maggioranza, non sono coinvolti ancora nella fase di studio anche di questo nuovo progetto. È vero che Ali ha incontrato il sindaco a metà gennaio, a fine gennaio, e quindi ha presentato un master plan e quindi niente di specifico. Però noi sentiamo l'esigenza come consiglieri di iniziare a studiare tutta quella che è la documentazione che è almeno pervenuta. E quindi di iniziare anche a studiare il discorso della bonifica, che è la cosa principale che sta a cuore, perché direi che da d'ora in poi si andrà per step, no? Il progetto si svilupperà in tempi molto molto lunghi, cioè si parla addirittura di un anno, no? Cioè non è a breve. Sì. E gli step sono appunto in primis quello della bonifica. Io sono andata a rivedermi i valori di bonifica del 2017 che sono ancora molto alti, i valori di inquinamento, scusate, diciamo che è un'area altamente inquinata, voglio dire, quindi dobbiamo partire da questo presupposto per poi fare tutti i passaggi ulteriori per quanto riguarda l'urbanistica, e questa è la cosa essenziale per noi. E poi c'è il discorso eventualmente anche il discorso della centralina, ma magari lo affronteremo dopo. Ecco, io voglio solo ribadire il concetto della bonifica, che appunto con quei valori che si presentavano nel 2017, adesso leggevo dai giornali che sembrerebbe che lì avesse anche acquisito nuove misurazioni, fatto nuove misurazioni, però noi come consiglieri al momento non abbiamo nulla in mano, percepiamo tutte le notizie dall'esterno, dalla stampa, e secondo me svilisce anche il ruolo dei consiglieri comunali, voglio dire, no? Ci sentiamo un po' messi da parte, e secondo me invece, visto che il progetto è centrale per la città di Vittorio Veneto, è un buon progetto, una buona prospettiva, è giusto che ci sia una partecipazione anche da parte dei cittadini a quello che sarà l'iter, insomma. Sì. Quindi rilanciamo la domanda all'assessore Fasan, che fa parte della commissione. Sì, che non è presidente, ma però non la convoca, però potrebbe ecco, allora la consigliera Magliana ha detto bene, a fine gennaio abbiamo incontrato lì 7 giorni fa, pertanto e quello che c'è sui giornali è molto più di quello che sappiamo noi, anche come giunta, sì, perché le notizie, no, io quello che so l'ho detto già, ecco. Sicuramente dopo il 19 tutti i giorni sono buoni per convocare la commissione, mi impegno per questo, non c'è alcun problema, anzi coinvolgere anche la minoranza penso che sia uno dei segreti della buona amministrazione. Però, posso dire? Posso chiedere, cioè prima di andare a parlare con la provincia della bonifica, se c'è già un'idea di bonifica, voglio dire, sarebbe interessante magari discuterlo in commissione, questo mi sento di dire. Sicuramente se in commissione ci sono degli esperti di bonifica, potranno portare il loro lavoro anche nella commissione. Garantisco che non ne so niente io, che sono assessore all'ambiente. Finora si è parlato solamente di un progetto di rigenerazione urbana, sarà la provincia che dirà sì, va bene, continuiamo. Cioè, convocare la commissione vuol dire avere anche dei documenti in mano, se no andiamo lì con i giornali. Sì, ma voglio io so che la dottoressa qui è molto brava a carpire le notizie dove non ci arrivo io, però
e poi potrei essere disatteso in qualsiasi momento se... Ma dico la verità, non ne so niente. Ricordiamoci che c'è un piano di bonifica, quello approvato nel 2010, voglio dire, quindi c'è una base di partenza. Su richiesta di Ali è stato cancellato, c'è un nuovo progetto che ne sappiamo ben poco, solamente quello che ho detto. Poi vedremo. Allora, lei ci convoca dopo il 19 e verremo qui con le carte. Bene, allora cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione nota e rinota in città, cioè il traforo di Sant'Augusta, ma c'è una novità. Cioè il primo stralcio del traforo, come insomma era noto, avrebbe dovuto essere concluso per il 30 aprile. Invece... È già concluso, dovrebbe aprire il 30 di aprile. Sì, manca diciamo lo svincolo, vediamo le immagini, dalla rotatoria che vedete lì, cioè quella di Rindola, fino a Via Carso, dove c'è ora il parcheggio del cimitero di Sant'Andrea, verrebbe creata una rotatoria, quindi mancano, sarà un centinaio di metri, qualcosa, non so adesso dal punto di vista tecnico quanti metri, però manca quel pezzo di strada e senza quel pezzo di strada il traforo non è transitabile. E ANAS ha annunciato che come fine del lavoro, quindi il fatto che la strada possa essere transitabile, non più il 30 aprile ma il 30 luglio. Quindi slitta ancora una volta, sebbene di pochi mesi, l'ultimazione del primo stralcio che, lo ricordiamo, quando vennero appaltati i lavori doveva essere concluso per l'agosto 2016. E una notizia che forse i più non coglie neanche di sorpresa, perché basta farsi un giro a Sant'Andrea e lo si vede ormai da mesi che il cantiere di fatto lì, zona cimitero, è fermo. Consigliere Tonon, perché a suo avviso questo ulteriore ritardo? E agosto, che è anche il mese in cui ricade la patrona Sant'Augusta, visto che si chiama traforo di Sant'Augusta, sarà la volta buona? Cioè cadrà sotto una buona stella? Cosa ne pensa? Speriamo di sì, che faccia anche questo miracolo. Francamente sono rimasto sorpreso da questo ulteriore ritardo. Leggendo i giornali sempre, perché altre notizie in Consiglio Comunale non sono arrivate, si è capito che c'era stata qualche discussione fra questa amministrazione e ANAS riguardo alle dimensioni delle rotatorie. Io confesso che quando ho interloquito con ANAS non mi sono mai permesso, se non in presenza dei miei tecnici, di entrare come dire, in questioni meramente tecniche relative all'ambito che ovviamente ANAS, presumo, conosca meglio non di me, ma di tutti gli amministratori vittoriesi che di mestiere fanno tutt'altro. Ho colto dai giornali che c'era stata qualche discussione e il rifiuto da parte dell'amministrazione di accettare le proposte di ANAS. Non so se questo abbia contribuito a provocare questo ulteriore ritardo. Io ricordo che quando siamo arrivati nel 2014 in amministrazione il traforo era bloccato, ma per questioni, se si possono definire così, tribunalizie, nel senso che si era in tribunale, c'erano delle cause pendenti. Siamo riusciti, abbandonando la strada giudiziaria, a risolvere il problema. Abbiamo fatto le 3 proposte alternative che poi ricordo sono state approvate dal Consiglio Comunale, quindi dalla città di Vittorio Veneto, dalla provincia, dalla regione, dal provveditorato ai lavori pubblici, dal Ministero dell'Ambiente, ovviamente, oltre che da ANAS e dalla sovrintendenza. Tutti gli enti preposti hanno condiviso la scelta che era stata fatta, una delle 3, cioè questa che si vede adesso nelle immagini, cioè la conclusione del traforo, dopo l'entrata, una entrata barra uscita alla Sega e una entrata uscita qui a Sant'Andrea. Spiace, ma speriamo che dopo questo ulteriore ritardo sia davvero l'ultimo e che finalmente si possa concludere. Aggiungo che però per fortuna, e lì confermo da questo punto di vista la serietà che ha dimostrato da un lato l'allora ministro Del Rio e il presidente della regione Zaia,
Del Rio aveva promesso il secondo stralcio quando era venuto a Vittorio Veneto per 2 volte, ha detto il secondo stralcio, cioè da Sant'Andrea fino all'ospedale, si farà e lo finanzierò, e Zaia ha concordato e ha messo nell'accordo Stato-Regione-ANAS l'ok della Regione, l'accordo della Regione per il secondo stralcio. Stanno già facendo gli studi preliminari, per cui ovviamente non il 30 luglio di quest'anno, ma speriamo che il 30 luglio del 2026-27, non so, insomma, si possa inaugurare anche il secondo stralcio. Assessore Fasan, avevo sbagliato anche l'altra volta, si ricorda, no? Sì, vabbè, dopo... Ecco. Per tanti anni anche consigliere. Da consigliere non mi offendo mica, sai. Ecco, l'amministrazione ha rilanciato nelle ultime settimane con le richieste ad ANAS con un'ulteriore rotatoria, cioè una rotatoria anche a Porta Cadore, vicino allo svincolo nord del traforo, quindi alla località La Sega. Una rotatoria che secondo lei è necessaria? Assolutamente sì, perché non credo che la maggior parte del traffico che passa per Serravalle, il 70% e oltre, viene dalla vallata. Se tutto dovesse passare attraverso per Serravalle, non si capisce perché è stato fatto il traforo. Bisognerebbe mettere una rotonda a Porta Cadore e deviare il traffico. Sono un po' anche scettico sulla rotonda nord, quella di accesso alla galleria, perché non mi sembra che sia posizionata in una maniera consona a una statale. Dietro la curva c'è quella rotonda lì che sicuramente provocherà dei danni. Sì. Se ben ricordo, quando è stato presentato il progetto, cioè 12 anni fa, con Luca Zaia, io avevo sollevato in maggioranza le perplessità che non ci fosse quella rotonda lì, perché chi conosce il traffico e il posto capisce che non ci può non essere quella rotonda. Speriamo che nei prossimi finanziamenti ANAS, adesso vediamo che la Berti ci ha anche dato per Cortina 2026 6 milioni di euro per la nuova bretellina, avete visto tutti sui giornali, speriamo che un piccolo chip, diciamo così, sia rivolto anche a quella rotonda lì. Però quindi si attende una risposta da ANAS innanzitutto, ecco, e poi... Ecco, sì, se posso dire, era fondamentale che arrivassero questi soldi per fare tutta la bretellina dalla rotonda in zona industriale fino al traforo di Sant'Augusta, perché non avrebbe avuto senso fare il traforo e passare attraverso tutta la viabilità ordinaria del comune di Vittorio Veneto, disconoscendo anche una variante, una statale, e arrivando a dire che quella era una bretellina La Sega Centro, demandando tutti i problemi della viabilità ordinaria al comune, insostenibile per il comune di Vittorio Veneto. Allora abbiamo e qui si può anche dire che questa amministrazione si è impegnata nel PRT, Piano Regionale Trasporti, che è stato presentate le osservazioni a settembre e il comune ha fatto bene la sua parte, l'amministrazione comunale, andando anche in regione a sostenere le proprie ragioni. Sì. La Berti ci ha dato ragione, perché onestamente non ho mai capito perché non sia uscito sulla circonvallazione il traforo e via del Carso. E a proposito di via Carso, c'è quello che insomma è stato evidenziato, un problema di gestione, potrebbe essere un problema di gestione del traffico alla luce che lì c'è anche il frequentato campus scolastico. Ecco, come intendete affrontare nello specifico questa questione del campus scolastico? Bel problema lì ci siamo già confrontati in provincia, sono andato giù la settimana scorsa in provincia a parlare di questo problema, perché alle 8 di mattina lì senza rotonda con lo stop c'è già un caos adesso, figurarsi dopo che arriveranno anche i mezzi pesanti e il traffico dalla parte nord. Lì si può pensare una strada alternativa
e un ampliamento del campus scolastico, però è tutto da divenire. Sì. Noi siamo fiduciosi che questo, domandavi perché è stato rinviato da aprile a luglio, me lo dici tu perché ho letto sui giornali, sì. Non è che qualcuno mi abbia informato di questa, avranno avvisato il sindaco forse, ma il sindaco forse si è dimenticato di avvisarmi. Probabilmente, siccome al momento avevano negato di fare la rotonda perché erano finiti i soldi, questi è la voce, probabilmente vanno in cerca di calare un nuovo progetto finanziato per fare una rotonda, una rotonda in via Vittorio Emanuele. Io la vedo così e spero che sia proprio così. Cioè, il rinvio è per prendere tempo, fare un nuovo progetto, autorizzazioni e quant'altro, speriamo sia così. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Consigliera Bagliana, se non sbaglio lei è anche lei nella vita è un insegnante, ecco, ha raccolto magari da colleghi e studenti dei timori proprio per quelle che saranno le ricadute sul campus? Sì, certo, sì, è ormai opinione pubblica che ci sono grosse difficoltà in quella zona e questo mi viene da dire nasce anche da una poca progettualità di quello che è lo sviluppo anche della città di Vittorio Veneto, secondo me. Perché qualora si fece la scelta poi di mettere le scuole lì, in quella zona, che naturalmente è una zona anche abbastanza a ridosso del centro e quindi dei mezzi di trasporto, di quello che è la stazione ferroviaria, se all'epoca c'era appunto l'idea del traforo, cioè voglio dire, facciamo delle cose sempre poi andando a tamponare quelle che sono poi le problematiche che nascono di volta in volta. Io dico solo che se ci fosse stata una progettualità su tutta la città, di collocare le scuole in zone magari, mi viene da dire, dove non c'è una viabilità impattante di strade importanti, le problematiche non sarebbero sorte, ma ormai siamo in queste condizioni e qua bisogna iniziare ad affrontare i problemi. Logico, la preoccupazione è altissima da parte degli insegnanti, degli alunni che escono, c'è tutto il discorso anche, voglio dire, di ripensare, come diceva l'assessore, mi sembra che si potrebbe ripensare una strada alternativa all'entrata del campus, no? E quindi magari far sì che i ragazzi abbiano percorsi sicuri per accedere alla stazione delle corriere, alla stazione dei treni, insomma di ripensare un attimo alla viabilità pedonale e appunto degli studenti. Questo e sul secondo stralcio che idea si è fatta? Ecco, sul secondo stralcio anch'io ho colto dai giornali la notizia appunto riportata che sembrerebbe che fosse finanziato, quindi mi viene da dire che c'è stata un'accelerazione di tutte le opere pubbliche su Vittorio Veneto rispetto a tipo 20 anni fa, 10-15 anni fa, che c'era un blocco abbastanza forte delle opere pubbliche. Mi viene da dire che adesso riusciamo a, tra virgolette, a portare a casa tante cose, perfino il secondo stralcio del traforo. Dico sì che è un'opera che in qualche maniera dà continuità al primo stralcio, naturalmente sono opere importanti da un punto di vista anche ambientali che insomma vanno fatte con dei criteri, insomma, però naturalmente se dovesse liberare la città appunto dal traffico è un'opera importante. L'unica cosa che mi viene da dire è che quel secondo stralcio non dia vita poi a una ulteriore tangenziale a ridosso dei prati di Meschio, come tanti magari sostengono. Ecco, questo mi trova perfettamente contraria, ecco, perché strade ne abbiamo costruite tante, la città è super urbanizzata, è super, ormai è tra virgolette molto edificata e quindi costruire ancora nuove strade vorrebbe dire continuare a occupare suolo vergine, insomma, suolo del territorio. Ecco. Ci spostiamo ora sul... Posso? Sì, dica velocemente. No, voglio fugare le sue perplessità, perché nel piano regolatore c'era già una strada dalla rotonda dell'ospedale, passava per Cappella Maggiore e Colle, andava zona industriale. Sì, via Podgora. Via Podgora. Ecco, Cappella ha cancellato la salvaguardia di quella strada perché non è interessata, pertanto dovrebbe, mi auguro, dovrebbe finire sulla rotonda dell'ospedale, che non facciamo due rotonde limitrofe, speriamo almeno quello, però vedremo. Certo, allora ci spostiamo, come anticipavo prima, sul fiume Meschio, il fiume che attraversa la città.
Pochi giorni fa si è svolta una manifestazione organizzata, vedete qualche foto, da Legambiente, l'IPU e Pescatori del Meschio. Una manifestazione nata in difesa del fiume Meschio, quindi per sensibilizzare la gente e dire no a nuove centraline idroelettriche lungo il corso d'acqua e allo stesso tempo chiedere maggiore tutela dell'ecosistema qui presente. Consigliere Bagliana, se non sbaglio lei era presente a quella manifestazione. Ecco, perché ha voluto aderire e quali sono i suoi timori e quelli della sua civica per il fiume Meschio? Allora, innanzitutto doveroso sottolineare che il Meschio è di estrema importanza da un punto di vista naturalistico, paesaggistico per la città di Vittorio Veneto, quindi è una caratteristica importante della città che dobbiamo tutelare il meglio che possiamo. La manifestazione che è stata fatta è stata una manifestazione per cercare appunto di portare avanti il principio di salvaguardia, e è stata una manifestazione molto importante perché siamo andati proprio a vedere quelli che sono poi gli effetti delle centraline che si sviluppano lungo il Meschio. E devo dire la verità, io non avevo visto da vicino quello che la centralina può provocare come impatto ambientale sul fiume stesso. Abbiamo fatto un sopralluogo, ad esempio, faccio un esempio, alla centralina sotto, quella vicino alla Cosmo per intendersi, sì, del mulino, mi sfugge il nome, ma comunque quella a ridosso della Cosmo, e praticamente l'acqua che entra in centralina e che poi viene riversata sul fiume Meschio, che rientra nel fiume Meschio, sta facendo dei danni sull'ansa, proprio sull'argine del Meschio, sta erodendo, perché rientrando nel Meschio a una certa velocità l'acqua, quindi sta erodendo parte anche dell'argine del Meschio stesso. Cosa c'è da dire? Che il discorso delle centraline viene sponsorizzato come energia rinnovabile, energia verde. Però è vero in parte, perché in parte può creare anche dei danni ambientali, come dicevo prima. Non da ultimo, se noi andiamo a vedere questa centralina che ho visto in quella manifestazione, il tratto di Meschio deviato che rimane, per 150 metri l'acqua non percorre il fiume, ma si entra appunto nel canale della centralina, e quel tratto di Meschio che rimane, veramente c'è un rigolo d'acqua, e con un danno da un punto di vista ecologico per il Meschio. Ora, il discorso che facevamo per la Carnielli prima, qualora fosse interessato il discorso della centralina, il problema si riproponerebbe moltiplicato, perché lì si parla di un tratto di fiume Meschio di 500 metri, e quindi la preoccupazione più grande è che l'acqua tolta dalla parte diciamo del Meschio, deviata nel canale, fa sì che per 500 metri il Meschio rimanga veramente povero d'acqua, insomma. E quindi questa è la più grande preoccupazione. Sì. Poi un'altra cosa da dire è che la produzione di energia elettrica fatta dalle centraline, da un punto di vista di percentuale sul discorso dell'energia rinnovabile, è veramente bassa. Cioè, quindi sono percentuali bassissime rispetto all'energia rinnovabile poi prodotta da altre fonti, tipo, non so, il fotovoltaico o altre cose. Quindi bisogna un po' fare i conti, secondo me, se conviene da un punto di vista ambientale e paesaggistico fare queste scelte, ripeto, e anche da un punto di vista faunistico, però poi perché anche la fauna e la flora ne vanno di mezzo, ecco. Sì, la consigliera Bagliana accennava appunto ad una centralina idroelettrica che potrebbe essere attivata all'interno dell'area ex Carnielli, dove storicamente già c'era e dove c'è una derivazione già data in concessione ad un privato che recentemente, dopo che il progetto era già stato bocciato dalla Regione, ha ripresentato il tutto in regione. E consigliere Tonon, se non sbaglio proprio il Partito Democratico ha fatto delle osservazioni a quel progetto depositato per il riavvio della centralina idroelettrica all'ex Carnielli. Ecco, di che tenore erano le vostre osservazioni? Allora, quando
è stato presentato il primo progetto, allora guidavo l'amministrazione di questa città e l'amministrazione stessa si era opposta perché questo progetto si inseriva autonomamente nell'area di cui abbiamo parlato prima, area ex Carnielli, che è ancora oggi inquinata e, come abbiamo visto, presumibilmente per parecchio tempo ancora resterà, finché, soprattutto se c'è un progetto nuovo. Ricordo che l'altra volta solo la provincia per un piccolo adeguamento del progetto della cava di Forcaccia ha messo più di un anno, e quello era piccolo. Se questo è un progetto nuovo per l'area Carnielli, spero che non ci mettano anni. Dicevo, l'amministrazione si era opposta proprio perché era un progetto che insisteva in un'area non solo degradata ma anche inquinata, per cui c'era ovviamente la contrarietà all'avvio autonomamente di questo progetto. Concordo in buona parte con quello che ha detto la collega Bagliana. Bisogna contemperare le due cose. Allora, che sia un'energia pulita, è vero, è un'energia verde, non sporca. Che però le centraline, io parlo di quelle che ci sono già, ovviamente, perché farne nuove posso essere d'accordo, potremmo evitarlo, ma quelle che ci sono già dovrebbero essere, se sono disattivate, riattivate, però compatibilmente con quello che è l'habitat, cioè fare in modo che, come è già stato sottolineato, non tutta l'acqua del fiume venga dirottata nel canale dove c'è la turbina, ma solo una parte. Produrrà un po' di energia in meno, pazienza, però in questo modo riusciremo a salvaguardare da un lato l'ambiente, che è un bene di tutti, impagabile, e dall'altro si potrà comunque produrre energia pulita, che è comunque un bene, anche se prodotto da un privato, che va a beneficio di tutti, perché meno energia da idrocarburi si produce, meglio è. Assessore Fasan, il suo predecessore Giuseppe Costa usava l'immagine di San Sebastiano trafitto dalle frecce per descrivere il Meschio con le sue 36 centraline idroelettriche già in funzione, e ovviamente era contrario da ultimo a questa attivazione all'ex Carnielli. Le chiedo, il Comune ha presentato delle osservazioni all'impianto che potrebbe essere attivato all'ex Carnielli, e in generale cosa pensa lei di tutte queste centraline? Beh, intanto dobbiamo dire che dal 2000 non ci sono più nuove concessioni di centraline, sono state recuperate quelle che c'erano, e anche il Carnielli, la centralina del Carnielli è una di queste. Le preoccupazioni della consigliera mi trovano la mia condivisione, però dobbiamo anche sapere che il canale che porta fuori l'acqua dalla ex Carnielli è il sito più inquinato di Vittorio Veneto. Infatti il vero problema, quando che anche 10 anni fa che qualcuno voleva ripristinare la Fontana, era la spesa per ripristinare quel canale lì, che non so quanti di Vittorio Veneto l'hanno visto ultimamente, no? È infestato dalle nutrie, dagli erbacei, insomma è insostenibile quel canale. Chi mette a posto quel canale? Un privato che vuole aprire. Io non sono né favorevole né contrario. Se quelli che vogliono fare la centralina la fanno secondo i dettami della provincia o della regione o del genio civile, perché no, viene ripristinato anche una parte del Meschio che adesso è assolutamente degradato. Quindi il Comune non ha presentato osservazioni in merito? Ma questo non lo so, ma io non ho nemmeno visto il progetto. Penso che sia stato presentato, è un progetto di edilizia privata, credo, e in provincia. Ma come lavori pubblici non ho mai visto niente, onestamente. Parte del genio civile hanno riunito le commissioni, infatti erano presenti sia il sindaco, il genio civile che deve esprimersi. Però ha fatto il sopralluogo con il sindaco e con l'assessore, penso c'era anche l'assessore Antiga, e mi sembra che appunto il Comune non ha presentato osservazioni, a differenza dell'amministrazione precedente, l'amministrazione Tonon, il sindaco Tonon qui presente, che avevano presentato delle osservazioni in merito.
Quindi secondo me l'atteggiamento, scusi se l'atteggiamento che ha svolto questa volta l'amministrazione comunale è di attesa, cioè di, tra virgolette, di resa, cioè nel senso che non siete né favorevoli né contrari e quindi vi appellate a quello che sarà la decisione della Regione Veneto, della Commissione VIA, voglio dire. Però l'unico problema che mi voglio evidenziare è che i danni che possono provocare, io ripeto, il discorso adesso dell'argine eroso giù nella zona Cosmo, andate a vederlo, voglio dire adesso chi risolverà quello, chi deve mettere a posto è il genio civile, che sono sempre soldi pubblici, però allora da una parte guadagnano i privati e poi quando c'è da intervenire però i soldi sono pubblici. Allora mettiamoci un po' anche d'accordo su queste cose qua. Ma sicuramente sì, sicuramente sì. Comunque, per concludere la mia riflessione, se il privato che detiene, c'è la possibilità di fare la centralina, quello farà sicuramente i propri interessi. Sarà compito dell'amministrazione tutelare il Meschio e i cittadini vittoriesi. Quando presenterà un progetto vedremo cosa dirà il genio civile, la provincia e il comune dirà la sua, ma anticipare sempre no a qualsiasi costo non lo trovo nemmeno corretto nei confronti di chi ha investito e che vuole investire là, anche perché se sistema il canale io sarei ben felice. Se lei va dietro la caserma Gotti dove ci sono gli orti si rende conto di che cosa c'è lì adesso. Centro Vittorio Veneto c'è una giungla di zanzare, una cosa che il Meschio non merita. Ok, allora vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e noi ora ci fermiamo per una breve pausa e torniamo tra poco per continuare la nostra chiacchierata. Tra poco.
Rieccoci in studio, la seconda parte della città che vorrei. Abbiamo qui in studio gli ospiti, l'assessore Bruno Fasan e i consiglieri Roberto Tonon e Mirella Bagliana. Ripartiamo da alcune segnalazioni che ci sono arrivate da voi telespettatori. La prima è di Fiorella, non abbiamo nessuna immagine. Fiorella ci segnala di aver notato nelle settimane scorse dei lavori lungo l'autostrada A27 nel tratto nord, precisamente di rimozione di barriere fonoassorbenti, e chiede: sapete dirci se le stanno togliendo? Rivolgo la domanda all'assessore Bruno Fasan. Cosa sta accadendo? Diamo una risposta alla signora Fiorella. Non ci crederai mai, ma chiedo scusa, Autostrade, che è nostra socia nel posizionamento di quelle barriere, perché il comune, se ricorda il consigliere, ha dato il 10% di 3 milioni di euro per mettere tutte le barriere fonoassorbenti, versando 30.000 euro l'anno per 10 anni, ti ricordi? Ecco, non ci ha avvisato che probabilmente sono state messe su alla rovescio, che ne so, perché dei miei informatori, ma faccio la battuta proprio, dei miei informatori in autostrada non erano posizionate nel modo giusto, cioè dopo 7 anni vanno rimosse e riposizionate, vuol dire che c'era qualcosa nel posizionamento, ma siccome Autostrada è un enclave, e l'ho detto varie volte, in quel di Vittorio Veneto chiude le gallerie, apre le gallerie, ci manda fuori il traffico, non ci dice niente, quando voglio sapere qualcosa, e già fatto 2 volte, convoco Autostrade del prefetto e mi dice là cosa sta facendo. Probabilmente al momento non credo che sia un motivo... Non le tolgono, rassicuriamo la signora non le tolgono Fiorella. Perché... sì, a parte che noi siamo soci, dico, abbiamo contribuito con 300.000 euro in 10 anni, ma almeno avrebbero dovuto fare una segnalazione, visto che sono anche nostre, visto che cosa stanno facendo. Non l'hanno fatto, provvederemo, ma sei sempre tu che mi informi di queste cose. No, è la signora Fiorella, io ahimè non ho visto. Sì, i giornalisti sono molto più bravi di noi a sapere le cose prima. Sarà mio compito telefonare il direttore di Autostrade cosa sta succedendo. E invece da Silvano ci arriva una foto curiosa. Stava passeggiando, ci dice sabato, in zona Rindola, e quando ha notato che il cartello del traforo dava attenzione, incendio in galleria, non si legge molto perché è sfuocata. Nulla da preoccuparsi, giusto? Erano solo prove tecniche? Beh, sicuramente sì. Hai visto, non si scrivevano acqua alta in galleria, nessuno si preoccupava o qualsiasi altra cosa. Incendio in galleria è chiusa, focalizza magari l'attenzione della gente che passa. Questo sì, mi hanno domandato in parecchi, ma cosa succede? Non succede niente, stanno provando il cartellone variabile e basta. Avevate notato voi consiglieri? Sì, no. Sì, ma io passo tutti i giorni. Passo tutti i giorni. Una volta c'era scritto prove tecniche, adesso hanno cambiato, sono migliorati e hanno scritto. E infine una segnalazione e un quesito ci arrivano dalla signora Lucia, che ha immortalato questi tubi d'acqua, probabilmente per il trasporto di acqua, che sono accatastati di fronte all'ospedale di Costa, e si chiede quale funzione abbiano questi tubi. Consigliere Tonon, lei ci può aiutare? No, francamente no, nel senso che li vedo adesso in foto, non li ho notati, ma sono passato di là 2 giorni fa, francamente non li ho notati, non so se devono fare... No, fossero stati più a nord... Sì. Cioè, dove vicino all'uscita dell'autostrada, sì, ma quelli ci sono e servono posizionati. Esatto, ma quelli a sud francamente, a meno che non siano temporaneamente depositati là per poi essere trasportati in cantiere, però confesso che non lo so. Se vuoi posso rispondere io, ma è banale questa risposta, visto che esatto. Ma quello di 1 metro, quelli là, guardandoli non avevano 1 metro di infatti diametro. Da 1,20 m ho sentito dire, però se vengono ridotti a 1 metro. Quindi non so se sono quelli. Sono quelli, sì, sono. Ma sono i tubi del traforo? Sì, prossimo anno a breve, finito i lavori del traforo, partirà Piave Servizi,
da via, come si chiama quella via lì? Beh, da dietro il cimitero vengono giù, però... dei Casai? Via del Rio dei Casai, quella che passa dietro il cimitero, che va verso, diciamo da Costa verso l'ospedale, diciamo, ecco. Dove abita la nostra assessora. Sì, sì. Quella. Proseguirà per via dei Nadai, arriverà alla Coop, lì ci sarà una rotonda, prima della rotonda dovranno posizionare il tubo e andrà verso Colle Umberto. Lì sono stati stoccati perché probabilmente c'è uno spazio libero e l'hanno stoccati lì. Ho capito. Quindi la signora Lucia ha anche risolto il quesito. Andiamo avanti e parliamo ora di via Galilei. Adesso vanno in onda anche alcune immagini. Si è da poco concluso l'intervento di valorizzazione del controviale di via Galilei, quello a sinistra andando in direzione nord. Dopo la posa della nuova illuminazione pubblica LED si è provveduto anche a mettere a dimora i nuovi alberi delle Parrottia persica. Una essenza che però ha diviso i vittoriesi ritenendo questo albero non idoneo e poco adatto quindi per via Galilei, e qualcuno ha sollevato anche la questione che sarebbero stati messi a dimora troppo vicini. Ecco, lei assessore Fasan che segue la questione, qui che dice esatto? Posso nel senso, allora, perché avete scelto questi alberi? Beh, no, sono stati scelti non a caso perché è stato confronto fra i nostri esperti e i vivaisti, hanno detto che quella pianta massimo diventa di 5 metri, sono stati posizionati non a 6 ma a 8 metri perché la chioma si sviluppa massimo 4 metri parte per parte. Dovremmo avere anche delle foto di come sarà, perché adesso vediamo l'alberello spoglio che dice poco. Prego, adesso non è stato scelto a caso. In ogni caso, ho parlato anche oggi con i miei, ecco, se si può vedere, alla fine l'effetto scenografico, diciamo, nel periodo autunnale sarà importante, prenderà vari colori, non farà troppe foglie, spero, perché oltre che essere un costo, che è un problema, sostituiscono i ginkgo biloba da tutti amati, ma non dai residenti dove erano posizionati. Io dico che è diventato un bel viale, grazie anche alla precedente amministrazione, che ha messo dei bei soldini, ha fatto un bel progetto di illuminazione che da noi verrà continuato fino a Barrepino, diciamo così. Se le amministrazioni lavorano bene, anche il susseguirsi delle amministrazioni, come si vede, le cose continuano. Quelle piante lì sono state caldamente indicate dai vivaisti, che naturalmente non piantano piante solo a Vittorio Veneto, ma in tutto il nord Italia, dove sono state piantate e hanno ottenuto risultati buoni. Poi bisogna vedere quanta pioggia arriva a Vittorio Veneto, perché poi si ammalano. Insomma, sono state scelte, speriamo che il tempo ci dia ragione. Ecco, appunto l'assessore Fasan diceva che questo progetto di valorizzazione di via Galilei ha avuto origine con la precedente amministrazione, quindi con l'allora sindaco Roberto Tonon, che ha voluto e finanziato questo intervento. Ecco, è stato portato a termine e come dai vostri progetti, consigliere Tonon, o ha notato delle modifiche? Ha detto bene l'amico Bruno Fasan, se le amministrazioni lavorano bene anche le successive possono continuare, e vedo che oltre al viale hanno continuato così pur non avendolo, come ho detto prima, votato sull'area Carnielli, hanno continuato così almeno finora parzialmente, apprezzando anche l'intervento sul Victoria, per quanto riguarda il traforo, pur parzialmente, ma di fatto quando ci siamo rovinati noi era bloccato e l'abbiamo sbloccato. No, ma questo è vero. L'elettrificazione docet, appunto. Diciamo che le scelte importanti, pur non condivise, poi sono state sposate,
io capisco, l'ho sempre detto, avendo fatto tanti anni sia di maggioranza che di minoranza, che poi a volte lo scontro è, come ha detto lei, i vittoriesi si sono divisi in tifoserie, è abbastanza normale, dico la verità, a Vittorio Veneto, trovare quelli che se uno dice bianco bisogna dire nero e viceversa. Io non ho apprezzato quella parte dell'attuale maggioranza che da minoranza ha detto che non andava mai bene nulla, salvo poi prendere in mano tutto perché evidentemente andava bene. Per quanto riguarda il viale, noi abbiamo finanziato tutto quello che con le risorse che avevamo siamo riusciti a finanziare, e mi auguro, e sono davvero felice se, come ha detto l'assessore Fasan, sarà possibile continuare a sistemare tutto il viale, perché obiettivamente era parecchio malmesso, Adesso è molto dignitoso, lo ritengo anche elegante, sono scelte, ripeto, per quanto riguarda sia l'illuminazione che gli alberi, scelte meramente tecniche, ovviamente, non è che il sindaco e l'assessore dicano no, io voglio quel tipo di albero. Le acacie non erano al posto giusto, perché diventano grandi, rovinano il marciapiedi. Ripeto, sono scelte tecniche, non è l'amministrazione che decide il tipo di albero, sono i tecnici che consigliano quali sono così come l'illuminazione. Io mi guarderei dal dire no, quella lampada con quella luminosità, non è il mio mestiere. Però abbiamo scoperto che ci sono tanti botanici, esperti vivaisti in città. Moltissimi a Vittorio, sì, moltissimi. Salvo che forse non hanno mai potato in vita loro, però non importa. Consigliera Bagliana, lei che idea si è fatta sull'intervento? Allora, io sinceramente concordo con il consigliere Tonon, cioè il discorso delle opere nelle città vanno fatte, però io starei un po' attenta a come si fanno poi le opere, perché ci sono delle cose che paradossalmente sembrano minori, quale ad esempio il discorso dell'alberatura, degli alberi, che però poi vanno a caratterizzare l'aspetto della città, no? Allora a me viene da dire che Vittorio Veneto si caratterizza, l'abbiamo detto prima, sia per ad esempio il fiume Meschio, ma anche per quello che tutto il discorso dei viali alberati di Vittorio Veneto, cioè è una delle pochissime città in Veneto e che ha questo patrimonio che c'è stato anche poi demandato nel corso degli anni, e questo patrimonio va in qualche modo tutelato. Io dico solo una cosa, mi sento di dire, che quando c'è da rifare o da ricambiare le piante vanno cambiate con una certa logica e con una certa anche tempistica. Non è che si può azzerare completamente tutto il discorso dei viali per poi ripiantare delle piante che potrebbero anche andare bene perché sono piccoline, però che poi vanno a far perdere alla città l'effetto proprio di città alberata e di viali importanti. Mi viene da dire anche che le piante sono importanti per quel che riguarda il discorso anche climatico, con le temperature che stanno aumentando in modo sproporzionale e con città sempre più calde. È di fondamentale importanza avere queste piante anche abbastanza grandi nelle nostre città, perché è stato studiato appunto che si abbassano di parecchi gradi le temperature nelle estati caldissime che ci troviamo, e quindi ha un effetto anche salutare, insomma, per i cittadini. Quindi io mi inviterei l'assessore Fasan da adesso in poi a stare un po', tra virgolette, attento e di avvalersi anche dei tecnici, non solo tecnici vivaisti, quello che voglio intendere, anche tecnici urbanisti che abbiano una capacità di vedere la bellezza anche della città, no? Perché è facile togliere alberi grandi per ripiantare alberi, tra virgolette, arbusti, che però, ripeto, tolgono sia dal punto di vista paesaggistico la bellezza e anche il discorso della freschezza poi della città. Questo mi sento di dire, ecco, di stare un po' attenti a queste cose. Posso ribattere? Ma leggermente solo, sì. Un po'. Allora noi abbiamo un esperto in comune, abbiamo un esperto che ci è invidiato da tutti i comuni con Termini, che ci chiedono anche consulenze a questo esperto. Non faccio il nome, ma avete capito tutti, visto che è sempre in mezzo alla gente e guarda costantemente i lavori. Noi quando facciamo un viale e mettiamo una pianta su un viale, decidiamo già la sua sorte, l'ho detto varie volte. Un albero
dopo che il suo viale dura 40 anni, 50 anni, poi diventa pericoloso, no? Se fa le radici rovina i marciapiedi, se perde un ramo può cadere sulla testa, pertanto in mezzo a un parco si può piantare qualsiasi albero. Sui viali devono essere piante adatte ai viali, la funzione sì, sicuramente scenografica, ma fa un po' di ombra, però non deve creare danno. Certo. Ecco. L'unica cosa che mi viene da dire è che gli alberi anche nei viali vanno cambiati, però un po' alla volta, cioè non vengono tolti completamente. Anche in Viale della Vittoria sono stati cambiati parecchi alberi, però nessun cittadino si è accorto dello spoglio del viale, no? Quindi diciamo, questa è un'importanza. Diciamo che via Galilei doveva cominciare almeno 10 anni prima. Adesso lì erano stati pericolosi perché hai visto qua, con queste tempeste d'aria così vengono giù, creano problemi. Via, hanno avuto il coraggio, no, abbiamo perché... Lei l'ha ereditato il progetto? Sì, l'ho ereditato, ma benissimo. E noi cerchiamo di finirlo nel modo migliore. Nel progetto c'era taglio degli alberi, nuove luci e posizionamento, e quello abbiamo fatto, basta. Un numero di alberi maggiore rispetto a quelli che 60, ne abbiamo tagliati 62 e ne abbiamo posizionati 102, non nei via Galilei che vengono confermati i 62 tagliati, ma anche a Sant'Andrea, in altre parti dove abbiamo tagliato, ogni albero verrà sostituito, però magari con una logica di piantare degli alberi di un certo tipo nei parchi piuttosto che nei viali. Ecco. Chiedo solamente scusa a quelle persone che amano gli alberi, però alla fine l'amministrazione deve anche sovrintendere la sicurezza sia dei marciapiedi che dei rami che cadono. Nei giorni scorsi in città è comparsa una maxi affissione a firma del Partito Democratico, dovrebbe esserci anche una foto, che aveva per oggetto l'aumento dell'IMU, sì, che è ormai reale nel nostro comune di Vittorio Veneto. Ecco, consigliere Tonon, perché questo manifesto, questa uscita plateale da parte del vostro partito? Perché, ahimè, a parole la Lega si dichiara contro le tasse, in realtà è il partito delle tasse. Lo ha dimostrato nel suo inizio amministrazione, quando, finita l'amministrazione della Libera, è cominciata quella Scotà. Ricordo allora, era già consigliere, se non ricordo male, l'amico Fasan, aumento di tasse a ripetizione, addizionale IRPEF, allora si chiamava ICI, eccetera, eccetera. C'è stata una pausa durante l'amministrazione D'Arè. Noi siamo riusciti in qualche modo a tenere in piedi il bilancio senza, come piace dire a qualche leader politico nazionale, senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Arriva la Lega, che ovviamente era contraria in campagna elettorale a qualsiasi aumento delle tasse. Cosa fa come prima cosa? Aumenta l'IMU, e obiettivamente questa è una mazzata, tant'è vero che uno dei loro consiglieri è uscito anche dall'aula consigliare. Fosse capitato a noi sarebbe successo il pandemonio, non è successo niente, è uscito dall'aula e non ha votato al consigliere Reserra questo aumento, che pesa sui proprietari di tutti quegli immobili che non sono prima casa. Di fatto tutti quegli immobili che pagano già una parte di IMU che va a Roma, in più pagheranno una parte che resterà qui a Vittorio Veneto. Fatto sta che alla faccia quindi negozi, uffici, professionisti, negozianti, commercianti, pagheranno tutti di più. Se questo è il modo della Lega di aiutare il commercio di vicinato, Dio ce ne scampi e liberi. Consigliera Bagliana, siamo arrivati quindi nel 2020, è l'anno di pagare più tasse. Le reazioni che lei anche ha toccato con mano dei cittadini, quali sono state? Allora, sinceramente ha sorpreso anche me questo aumento dell'IMU, anche se era un po' nell'aria, e le reazioni sono state abbastanza di preoccupazione, tanto è vero che ho incontrato più di un cittadino che appunto ha evidenziato il fatto che per esempio hanno delle abitazioni ereditate da
dalle famiglie, si trovano con abitazioni magari vecchie, seconde case che insomma non hanno né la capacità di restaurare o di vendere, con il mercato un po' fermo, e quindi hanno questo onere di pagare l'aumento dell'IMU. E quindi questo io l'ho anche sollevato in consiglio comunale. Un'altra cosa che avevo sollevato era la questione ad esempio dei borghi, dove gran parte delle case che sono collocate nei borghi sono quasi tutte seconde case, insomma, e questo a discapito poi di quelli che restaurano e tengono in vita i borghi, no? Mi viene da pesare anche le caloneghe alte, insomma, sì. E dove c'è un bel borgo restaurato con i proprietari che hanno fatto degli investimenti, che non sono poi borghi a cui arrivano i servizi principali, perché alcuni servizi appunto non ci sono, eppure devono pagare magari l'IMU per la seconda casa. Quindi diciamo che oltre al discorso del commerciale, a me viene proprio da evidenziare che poi appunto tutti quelli che hanno una seconda casa non sono gente ricchissima, insomma, delle volte fanno dei sacrifici enormi perché, ripeto, o perché appunto hanno ereditato questa casa e non riescono a venderla, o perché hanno in queste borgate le case, e quindi va a colpire anche tutta una serie, un ceto medio che ha anche difficoltà economiche, insomma. Sì. E a proposito di seconde case, dall'altro l'amministrazione Miato ha introdotto l'iniziativa del baratto amministrativo per venire incontro proprio ai titolari di seconde case che se vorranno mettersi in gioco in alcune attività comunali potranno avere uno sgravio su quello che è l'importo dell'imposta che dovranno pagare. Secondo lei, Assessore Fasan, ci saranno cittadini pronti a mettersi in gioco in questa iniziativa che non ha precedenti a Vittorio Veneto? Ti chiedo, ma mi domandi del baratto, non mi fai rispondere sulle tasse che avrai 2 ore. Mi spiace solo che non No, ma le chiedevo del baratto perché poi sono anche lavori pubblici. Vabbè, però il baratto vale solamente per la seconda casa. Sì, certo. Esatto, e qualcuno che ha voglia di fare qualcosa. Sì. Non so se possa funzionare. Comunque è una possibilità che si dà alla gente, invece di tirare fuori che i 200 euro di IMU, di poter fare dei lavori che solleverebbero l'amministrazione a intervenire. Non lo so, come è un esperimento, vediamo come funziona. C'è la disponibilità dell'amministrazione di calare questo progetto, se viene accolto dalla gente bene, altrimenti pagheranno l'IMU per intero. No, io volevo solamente dire una cosa, perché il consigliere Tonon dice 10% no, il 10% di quello che dovrebbe essere detto. Volevo dire, adesso cominciano un po' le polemiche, che nell'ultimo bilancio presentato dall'amministrazione Tonon, l'assessore Napoli e il presidente dei revisori dei conti hanno detto impossibile che la prossima amministrazione non aumenti l'IMU, ma l'ha detto anche l'assessore Napoli, non vorrei sbagliarmi, mandate a rivedere. D'altra parte, per 2 anni, 2 bilanci consecutivi, l'amministrazione Tonon aveva aumentato, no? E poi era stata bloccata da Renzi, il governo aveva detto no, non si possono aumentare le tasse comunali. Non è così. Vabbè, io lo dico come la vuoi, allora, poi tu puoi... Noi l'avevamo proposto, ma non per il bilancio dell'anno successivo, ma nel pluriennale. Quello che poi ogni amministrazione, ma da che mondo è mondo accade questo, in base a come va l'anno precedente poi adegua, per cui noi non abbiamo mai aumentato e mai proposto di aumentare l'IMU per il bilancio dell'anno successivo, mai. Hai parzialmente ragione. No, allora, e pensa che mi era simpatico fino a Renzi che aveva bloccato l'aumento delle tasse. Vieni qua con la documentazione e fai vedere in quale anno noi abbiamo aumentato, tipo nel 2015 per il 2016, allora ti darò ragione. Non puoi farlo perché così non è. Se no vuol dire che non sai neanche leggere i bilanci. Beh, non è mio compito, sono assessore ai lavori pubblici. Su questo non sono d'accordo, no. L'assessore deve anche i lavori, se l'assessore ai lavori pubblici non sa leggere il bilancio, a posto sì. Dopo 20 anni lo saprò leggere meglio di tanti altri, credo, spero. Non so leggere, e con tutte le domande che ti ho fatto sui bilanci, che non ho mai avuto risposta, potrai ben capire che qualcosa ne ho masticato in questi 5 anni di minoranza. Però io rimango del mio parere.
Gli effetti anche di questo aumento si vedono con le opere pubbliche che si possono fare e tu parli di commercianti, c'è già un'idea di questa amministrazione di quei soldi di aumento dei commercianti, di dare dei servizi ai commercianti che non hanno mai avuto. Allora dopo aver pagato i derivati però che sono in aumento, derivati che sempre avete fatto voi, lo ricordiamo, I derivati incassati dal comune 6 milioni e si pagano 10 milioni. Allora, questo è il vostro affare di derivati. All'inizio di questa amministrazione avevo proposto un patto di Tonon di una trasmissione soft e continuerò a essere così e continuerò in questo mio proposito. Perché non vorrei basta che non arrivate alle mani o toni offensivi, però tutto, insomma, il dibattito, ecco, il dibattito è... Chi vuole... Tutti i miei interventi in Consiglio Comunale sono là, se qualcuno vuole sapere come la penso vada lì. E qui finirei, insomma. Sì. Dai. Allora, chiudiamo con, prima di arrivare alla domanda finale, con tema di cultura. L'amministrazione Miatto sta lavorando anche per riportare il concorso di violino in città dopo alcuni anni di stop. Ecco, consigliere Tonon, lei anche da musicista, da flautista, come ha accolto questo annuncio di questo possibile ritorno? Perché insomma bisognerà vedere poi se ci saranno le iscrizioni e tutto, però intanto si sta lavorando per... Bene, se si riuscirà a fare. Avevamo tentato anche noi, le iscrizioni erano state a onor davvero pochissime. Abbiamo poi voluto fortemente tenere accesa la luce sì, a parte col corale, sì, che quello è sempre continuato anche con le precedenti amministrazioni, no, ma per quanto riguarda il violino, inserendo all'interno del festival, quello di Yuri Bashmet, un concerto commissionato appositamente per il concerto di Vittorio Veneto, con 4 violinisti che erano 4 vincitori di varie età del concorso per archi, concorso di violino nazionale. E obiettivamente è un concorso di grande prestigio, di grande pregio, ma notevolmente costoso. Avendo aumentato l'IMU, l'amministrazione obiettivamente adesso ha anche le risorse per farlo e vorrei vedere che non lo facesse. Per quanto riguarda poi l'ambito culturale, su cui noi abbiamo puntato molto anche, ma mi pare ci fosse stato riconosciuto anche dall'allora minoranza, attuale maggioranza durante il centenario, mi ha sollecitato molto l'uscita dell'architetto Sergio Denardi per quanto riguarda la casa di Natale di Lorenzo da Ponte, scoperta fra l'altro grazie ai risultati di un convegno che abbiamo organizzato assieme al dottor Giampaolo Zagonelli e ad altri proprio sulla figura di questo grandissimo vittoriese. Ho sentito che il Comune non può per il patto di stabilità, non è vero. Il patto di stabilità non c'entra nulla. Non esiste più? Appunto, non c'entra nulla. No, ma è uscito sui giornali che per il patto di stabilità il Comune non può comprare. Non c'entra nulla il patto di stabilità. C'è un'altra norma piuttosto che dice che se l'oggetto, fra virgolette, di acquisto non è assolutamente necessario per gli scopi istituzionali dell'ente, è più difficile obiettivamente comprarlo. Però esiste anche la fondazione, che c'era già in luce, esiste anche la possibilità tramite i contributi, visto che noi ci è stato detto no, invece anche adesso stanno lavorando su progetti europei, i cui finanziamenti sono stati, per fortuna dico, e spero che questa amministrazione continui, acquisiti durante l'amministrazione che ho avuto l'onore di presiedere, anche con quelli si può intervenire per quell'acquisto o comunque quell'utilizzo di quell'immobile. Perché? Perché ritengo che, come hanno fatto altre città, Vittorio Veneto, oltre, e questo l'abbiamo visto con gli studi del bellissimo libro di Sergio Masetta, oltre ad avere una grandissima caratterizzazione ancora misconosciuta, ahimè, dai vittoriesi dal punto di vista del manufatturiero, perché abbiamo una delle zone produttive, per fortuna, di Vittorio Veneto fra le più alte di qualità di tutto, non solo il Trevigiano ma anche del Veneto, ha un ambiente che deve essere continuamente curato e salvaguardato, ma anche da un punto di vista culturale ha ancora forti potenzialità. E utilizzare, lo dico ovviamente in senso buono, da vittoriese ancora di più
questa straordinaria figura di Lorenzo da Ponte credo sarebbe, abbiamo cominciato a farlo, io mi auguro che l'attuale amministrazione continui e anzi, avendo appunto ben più risorse di quelle che avevamo noi, acceleri in questo senso. Consigliera Bagliana, si trova d'accordo su questa visione della cultura? Sì, certo, Città di Vittorio Veneto ha necessità di avere da una parte l'implementazione dell'aspetto culturale che secondo me come l'aspetto ambientalista e paesaggistico è una carta da giocare, insomma, anche per attrarre turisti e attrarre gente da fuori. E come diceva il consigliere Tonò, mi trovo d'accordo sul discorso della figura del Da Ponte, che secondo me va rafforzata e va in qualche modo fatta conoscere. All'esterno è poco conosciuta e mi sembra che qualcosa si stia muovendo in città, ci sono varie persone interessate a questi progetti, mi sembra che oltre alla fondazione, insomma, attorno alla fondazione stia nascendo un po' di interesse e anche di esecuzione poi dei progetti culturali importanti, quindi ben venga insomma tutto quello che aiuta a far cultura, ecco, questo è quanto. Non sono non è il suo referato, ma mi pare di aver comunque capito che dalla parte della sua amministrazione c'è la volontà di valorizzare la figura di Lorenzo da Ponte. Sicuramente sì, però acquisire la casa di Da Ponte è oneroso per un bilancio del Comune di Vittorio Veneto. Il consigliere non dice adesso che avete aumentato l'IMU, sono 1 milione di euro in più che abbiamo già programmato di mettere nei 6 milioni di lavori pubblici 2020, di cui 1,5 milioni sono risorse nostre e il resto sono finanziamenti che siamo andati in cerca un po' in Europa e in Regione. Noi ci impegneremo sicuramente per valorizzare il Da Ponte, però dovrà essere un finanziamento fuori bilancio del Comune di Vittorio Veneto. Per questo ci impegneremo sicuramente, però. Se sarà venduta l'ex Mafil, magari saranno l'ex Mafil, le risorse per qualche rilancio. Abbiamo tante di quelle idee che qualche volta mi perdo, no? Perché la Mafil sicuramente entrerà in qualche progetto dell'amministrazione, non la lasceremo sicuramente. Ma ne parleremo in un'altra puntata. Ma finché vuoi. Però... Allora ci avviamo verso la conclusione di questa ricca puntata. Partiamo dal consigliere Tonone. Ecco, che tipo di opposizione intende portare avanti di qui ai prossimi 4 anni e su quali tematiche punterà lei particolarmente attenzione nei prossimi mesi? L'opposizione è opposizione vera se viene fatta con grano salis, con intelligenza, talvolta anche con ironia se serve, basandosi su quelle che sono le proposte di provvedimenti che l'amministrazione porta in Consiglio Comunale. A me è accaduto di trovarmi quando ero sindaco, lo dico scherzosamente anche da parte del consigliere Fasan, che finito il suo intervento si rispondeva, ma siccome non aveva finito ancora lo concludeva chiedendo quello a cui si era già risposto. Non mi pare francamente... Immatunì, insomma. No, se vai a vederti quello che è accaduto, vabbè, finisco dopo, comunque si era già risposto. Ripeto, credo, anzi l'ho fatto notare una volta anche all'allora sindaco Scottà, quando presentai un emendamento, mi ricordo, e non venne ovviamente accolto, dico ovviamente perché mai un mio emendamento era stato accolto. Invece voi li avete tutti? Sì, no, uno sì li abbiamo, come no, se si ricorda uno è stato approvato, anzi più di uno, sì, anche quello sui sentieri, hai scarsa memoria, Assessore. Per quello dei sentieri che poi non avete più realizzato, naturalmente. E noi, no, era a bilancio. Il Consiglio vi aveva detto di mettere 100.000 euro che poi non li avete più messi, vabbè. Appena voi adesso li avete, voglio vedere se li mettete. Infatti li stiamo facendo. Vediamo. Anche perché non sono 1 milione, sono 1,5 milioni in più che prendete dalle tasche dei cittadini vittoriese, appunto. Neanche 1 milione detto prima, quasi 1,5 milioni ho detto.
quasi 1,5 milioni dalle tasche dei cittadini Poi direttamente all'amministrazione. Dopo è il suo turno, senz'altro. Allora, stavo dicendo, feci notare all'allora sindaco Scottà che tanti provvedimenti, e ero minoranza allora, avevo votato a favore. Mai una volta l'amministrazione aveva accolto una proposta dell'allora minoranza. Diciamo la verità, questa amministrazione attuale spero che ci metta nelle condizioni di poter condividere. La consigliera Bagliana prima ha detto che ha chiesto la convocazione della commissione Carnielli. Il primo l'ha fatto anche il mio capogruppo Marco Dus e il sindaco ha detto no, non serve convocarla. Per cui se c'è già il problema o il timore di convocare una commissione perché chissà cosa viene a dirci la minoranza adesso, ahimè, non andremo tanto lontano, ma insomma io sono sempre fiducioso. E su quali tematiche della città lei porrà attenzione? Allora, su quelle che abbiamo, fra virgolette, coltivato anche da amministrazione, cioè dal punto di vista ambientale, io ricordo che noi abbiamo messo a posto solo scuole esistenti, non abbiamo fatto nulla di nuovo. Questa amministrazione comincia a spendere, qualcuno ha detto a buttare via $500.000 per fare 200 metri di strada, utilizzando un terreno vergine agricolo, alla faccia della legge che la stessa Lega ha fatto in regione contro il consumo zero del territorio. C'era stato proposto, quando ero sindaco, di abbattere la scuola di Carpesica e di farne una nuova. Noi non l'abbiamo fatto, abbiamo voluto preservare ancora la scuola mettendola a posto più che dignitosamente. Quindi riutilizzo di tutte le strutture, non nuove strutture, anche per questioni di salvaguardia non solo urbanistica ma anche ambientale, quindi questione ambientale di, come dire, sì, ovviamente direi, certo, è pleonastico dirlo, ma a quello siamo stati attenti e l'abbiamo dimostrato soprattutto con la variante all'area Carnielli, ex Carnielli, e poi dal punto di vista culturale, perché la città, io ritengo che soprattutto, dico anche grazie al centenario, e approfitto per ringraziare ancora tutte quelle ditte, quelle associazioni e quei privati che hanno contribuito in denaro, risorse proprie, disponibilità di tempo, a fare in modo che il centenario fosse un centenario che coinvolgesse tutta la città e ha dato anche un risveglio dal punto di vista culturale. Mi auguro che continui. Ci sono per esempio le famose 10 opere di giovani artisti che spero che non vengano disperse, come era accaduto con quella famosa opera, non so se si ricorda, che era finita prima alla Mafile, poi lungo il Meschio e poi chissà dove è andata a finire. Prima di darle la replica siamo galanti e passiamo la parola alla consigliera Bagliana. Così mi dimentico, fai bene. Così replica poi eventualmente ad entrambi. Ecco, invece come Rinascita Civica e Partecipare Vittorio, ecco le vostre tematiche importanti su cui porre attenzione. Allora, innanzitutto mi sento di dire che l'opposizione che abbiamo messo in atto è un'opposizione di tipo costruttivo, però attenta, cioè voglio dire, non è un vogliamoci tutti bene che passi questo messaggio che tutto vada bene, nel senso che le problematiche che emergono man mano le vogliamo studiare e approfondire in modo sostanziale. E la principale tematica che andremo a affrontare adesso è quella dell'ex Carnielli e qui sicuramente staremo molto attenti, mi ripeto, sul discorso dell'inquinamento, della bonifica, che è un tema essenziale. E su questo mi riallaccio a quello che ha detto adesso il consigliere Tonon sul discorso della convocazione della commissione, perché sembra una cosa da poco, ma secondo me è di fondamentale importanza. Il primo documento è già stato depositato da lì, tra l'altro insomma in via informale ho preso anche visione, no in via ufficiale ho preso visione del documento e quindi c'è già materiale per poter già approfondire alcuni aspetti dell'intero compendio, insomma. Sì. E quindi ecco, questo innanzitutto, quindi io devo sollecitare l'amministrazione Miatto a essere un attimino più coinvolgente rispetto sia alle commissioni consigliari e anche nei confronti dei cittadini, perché mi sta bene fare la presenza ai consigli di quartiere e l'assessore Fasan e il Miatto hanno sempre partecipato, il sindaco ha sempre partecipato, però secondo me quando bisogna iniziare a parlare di cose concrete rispetto come la tematica della Scarnielli, insomma va in qualche modo affrontata.
Questa è una. Poi altre cose sono cose legate alle problematiche dei cittadini. A me giungono continue segnalazioni che poi io di volta in volta mando anche agli assessori competenti per risolvere piccole problematiche dei cittadini. Mi viene da dire anche il discorso della disabilità motoria, ci sono alcuni cittadini che hanno problemi nel raggiungere luoghi di studio o luoghi di lavoro, e a queste problematiche vanno date delle risposte nell'immediato, secondo me, perché è facile dire anche il discorso del PEBA, piano abbattimento, piano eliminazione barriere architettoniche, però sì, lo faremo. Però iniziamo dalle piccole cose già segnalate dai cittadini per iniziare a dare una risposta, perché sono poi delle priorità per questi cittadini, quindi questo, ecco, sarà il proseguimento del nostro impegno. Ecco, sì. Assessore Fasan, devo rispondere? Sì, e volevo chiederle a tutte anche domande. Una priorità che c'è sulla sua agenda. Guarda, non ci crederai mai, ma in questi giorni nella mia agenda ho cominciato a scrivere i titoli di tutte le cose che ho per mano. Sono circa 200, dalle piccole cose alle grandi cose. Ha riempito tutta l'agenda? Soprattutto, ma guarda, soffriamo di bulimia, ecco, bulimia. Perché le cose sono tante da fare, e per fortuna che la precedente amministrazione ci ha lasciato 1 milione di euro lì di avanzo amministrazione, e abbiamo investito entro fine anno un sacco di cose, non ti dico quante determine sono state fatte. No, volevo rispondere alle precedenti affermazioni del consigliere Tonon. Prima alla consigliera Bagliana ho detto: guarda che non ho convocato la commissione Carnielli, perché ne sai più tu di quello che so io, perché io devo parlare con le carte in mano, non con le favole dei giornali, che i giornali devono scrivere, però io devo venire con documenti. Non è che scriviamo favole, No, ma tu parli con chiunque, e vabbè, però io devo invece essere documentato. Se il 19 facciamo la riunione in provincia, entro 3-4 giorni vediamo, convocherò, entro 2 giorni, anche il giorno dopo se serve, perché le tue preoccupazioni sono le nostre preoccupazioni. Volevo rispondere al consigliere Tonon, che come al solito da 5 anni a questa parte cerca di interpretare le mie parole e quant'altro. Io mi auguro che questa minoranza si comporti come ho fatto io, sicuramente un'opposizione dura ma costruttiva. Infatti le mie domande mai si rispondeva, non è che facessi sempre le domande, caro consigliere, non rispondevi mai, e non fammi tirare fuori i famosi soldi di Sauno, perché sennò viene giù tutto quanto qui, perché voi non avete aumentato. Non abbiamo nulla da nascondere. Vabbè, allora, assolutamente nulla. Allora lo devo dire. Anche perché le avete chieste, le informazioni che sono state date, era presente anche il dirigente ha risposto, eppure anche il segretario comunale allora. Quella volta aveva detto che le entrate di Sauno, che dovevano andare a pulire e spazzare la città, andavano a coprire le spese in conto corrente. C'è ancora la risposta a casa. Pertanto, a mio parere, quei soldi presi dalla bolletta dei rifiuti andavano a coprire le spese correnti in senso lato. Bene, lasciamo perdere. Poi, ne parleremo in un'altra puntata. Sicuramente, guarda, porto anche tutti i documenti. Dai. No, siccome lui, il consigliere Tonon, va sempre a pungolarmi, allora io qualche volta devo reagire. Allora dice, noi non abbiamo fatto scuole nuove, no, voi avete posto la scuola di Carpesia, che ha un grado di protezione 0,9 statica, quando il minimo deve essere 1, voi non avete messo in sicurezza. Beh, no, io lo dico, non è assolutamente, no. Devo rispondere perché devo finire io, perché sennò... È una balla, come dite voi. Vabbè, sarà una balla, però andiamo a vedere le carte. Certo. L'ho già detto anche in Consiglio Comunale. È stata migliorata approvata da tutti. È stato un intervento di miglioria, ma non di
Miglioria. Sì, è stata migliorata sismicamente. Migliorata, non messa in sicurezza No, statica. no, non diciamo stupidaggini. Un conto è il miglioramento, un conto è l'adeguamento. Il grado di protezione, il grado di protezione è quello. No, 09. questo è quello previsto per legge. Ritorniamo Quello che sta carte. dicendo Fasan è una bugia Va per bene. l'ennesima volta. Allora, fammi- Se no, Quindi- tutti no, finisco adesso. Perché stai accusando tutti i tecnici che hanno firmato, stai accusando tutti i tecnici che hanno messo la loro firma sul miglioramento sismico che è stato fatto. Ho detto E quindi, no, se sei miglioramento sicuro, sismico. appunto, hai detto che non è a norma perché minimo è 1. E allora, se è migliorata, così, ma non... no, non è. Tu vabbè. hai detto che la legge prevede minimo 1 e questo è 0,9. Allora, se è così, prendi le carte e vai a fare la denuncia e denunci tutti quelli che hanno firmato. che Se non è così, ti taci e chiedi scusa a tutti i tecnici. E chiedi scusa a tutti i tecnici. Chiaro? Quello che devo fare io lo so solo io. Ti chiedo, ti prego. Però non dire bugie che la io legge non dico prevede bugie. 1 e voi avete fatto Allora, 0,9. Non dire bugie. Cogli l'occasione per farmi la domanda del Consiglio Comunale. Ma Allora- non perdo neanche tempo perché sicuro non capisci nulla in materia. No, siccome Vabbè, poi lo la capirai gente tu. No, volevo dire un'altra Sì, cosa. no, ma siccome la gente da casa magari non è tecnica, quindi non sa 09, 01 Allora, però possiamo dire che la scuola dopo l'intervento è sicura, giusto? Punto. Migliorata Ecco. sismicamente. Basta, dai. Finiamola qua. E poi Finiamola qua. ti È- ti è prego, fammi una all'interno- domanda al Consiglio è Comunale a cui le possa norme rispondere. hanno previsto quel tipo di miglioramento sismico e quello è stato fatto, punto. La scuola è sicura, punto. Migliorata staticamente. Ma tu hai detto che invece la legge minimo prevede un altro... Uno, perché il grado di protezione è uno, è quello che rende sicura la Ah, scuola. vuol dire che adesso non è sicura? No, ho detto che è migliorata staticamente. Tu hai detto che uno rende sicura e questo è Scusa, 0,9, vuol dire che non è menare sicura? il Campellaia. No, La no, gente- sei tu che stai la dicendo un gente sacco ha di capito- bugie l'ha per capito l'ennesima benissimo. volta. Volevo dire un'ultima cosa. L'assessore ai lavori pubblici non conosce neanche la norma sul miglioramento e adeguamento sismico. Siamo in buone mani. Il vecchio sindaco viene a contarci le palle. Va bene. Allora, io le avevo chiesto, lei mi ha detto che nell'agenda ha 200 priorità, Sì, no, ma però ce ne volevo dica dire una un'ultima per cosa, chiusura. perché questa qui il consigliere Tonò me l'ha levata dalla bocca, no? Anche perché- Noi spendiamo mezzo milione di euro per fare la strada che unisce i due passaggi a livello, ma è stata la condizione assolutamente necessaria per non chiudere via Martel. Vogliamo capirla o no? Voi avevate chiuso via Martel, noi abbiamo chiuso via Di Ganutti. De Ganuti. Ecco. Esatto, a costo, via Bartella a costo 0, via De Ganuti a costo di 500.000 euro e asfaltando 200 metri di strada, terreno vergine agricolo, punto. Ma allora di questo ferrovie, tema- Due scelte devo dirlo, diverse. spendendo Sono 500 due volte diverse. Il tempo Spendendo sta per 500.000 scadere. euro, no, permetti una Ci cosa. tagliano. No, permetti una cosa, 670.000 euro ce le dà le ferrovie dello Stato per fare quella strada. No, non è così, non ce li dà, la strada la pagate voi, la paghiamo al comune, per fare il sottopasso casomai, non raccontiamo ancora bugie, Per fare assessore, il sottopasso. per fare la strada non prendete una lira dalla regione, sono tutti i soldi dei cittadini. Ma di questo tema ne parleremo sicuramente in una delle prossime puntate, anche perché attendiamo sviluppi sulla questione Però ha delle detto cose ferrovie. inesate che la gente a casa può pensare che tu non abbia ragione. Non Noi può pensare, ma- noi chiuderemo due passaggi a livello. Certo, e la strada la paga il comune, è a bilancio, sono Sì, fondi propri che però paga ci il danno comune. 670.000 per due. Vediamo, sono già scritti? Sì. No, Sì, caro. dove sono scritti? Beh, guarda, Avete già firmato l'accordo? Beh, questo non te lo dico ancora. Ah, appunto perché non c'è. Ecco, non c'è. Allora ne Ti farò una parleremo sorpresa. a firma e a soldi ovviamente Incassati. incamerati. Vabbè. Allora E si poi a bilancio conclude. vedremo chi ha ragione. Sì, ne riparleremo in una delle prossime puntate, vi do già appuntamento, le nostre porte sono sempre aperte e daremo voce a tutti i consiglieri comunali, un po' alla volta, insomma, tempi tecnici e disponibilità ricevute. E si conclude qui la nostra puntata, è durata un po' più del previsto. Chi la volesse rivedere come al solito la può trovare su www.latendatv.it. E grazie ai nostri ospiti, quindi all'assessore Bruno Fasan, al consigliere Roberto Tonon e alla consigliera Mirella Bagliana. Grazie anche a Federico Campodall'Orto che ha curato la parte tecnica di questa puntata. Noi ci rivediamo fra 15 giorni, sempre di mercoledì, sempre alle ore 21, con La città che vorrei. Buona serata!